Gianfranco Moro, dopo la prima edizione alla scoperta del Club Sandwich di Jesolo che ha coinvolto i chioschi in spiaggia, quest'anno l'edizione raddoppia e avete coinvolto anche gli hotel. Come mai un contest su Jesolo sul Club Sandwich? Perché a Jesolo parte nel 1961 il primo Club Sandwich e parte dal ristorante Alfredo in Largo Tempini nel 1961. Nel 1964 Benito Stefanelli, ideatore di questo piatto, lo mette nel suo menù. E da qui noi abbiamo fatto una ricerca storica, l'abbiamo presentato in regione e aspettiamo che da Roma torni su le carte con la certificazione dell'unico piatto vero di Jesolo. Benito Stefanella, cosa ha dato lei a questo prodotto? Per fare una cosa bisogna dare il cuore, creare questo formato di club sandwich di 4 strati, tagliarlo, spezzarlo, darlo, lo hai fatto con amore, con passione, ti aggiungi sempre un po' di salsa rosa che è la goccia d'amore che io dico, lo dai, hai dato te stesso, sei contento e ne è contento anche il cliente. Com'è andata questa edizione? Chi ha vinto le varie categorie? Allora, nella categoria classica del Club Sandwich per i chioschi ha vinto il chiosco Ristoro. Per la categoria invece alternativa ha vinto il Rossini e poi quest'anno come novità abbiamo aggiunto 32 nuovi concorrenti di hotel. Ha vinto il premio Vida Mare il classico e il club creativo invece l'ha vinto l'Hotel Aurora. Quest'anno avete aperto agli hotel, come mai vi hanno stupito? Allora, ci hanno sicuramente stupito, la richiesta è stata da parte degli hotel Fronte Mare che ci dicono: Gianfranco, noi il Club Sandwich lo facciamo da diversi anni, però non è così scontato che un cliente parte dalla spiaggia e viene su a mangiare nel nostro hotel un Club Sandwich. Andrea, dal Miraggio al Rossini, passaggio di mano dello scettro del miglior club sandwich. Al volo, per chi vuole farlo homemade, come si fa un club sandwich? Ci vuole pan carré, pane in cassetta, lattuga, pomodoro, formaggio, prosciutto cotto, pancetta e uovo. Cosa hai provato quando l'anno scorso sei stato incoronato, diciamo, il re del club sandwich di Jesolo? Ci ho messo un po' a realizzarlo, poi tutti hanno iniziato a far festa, quindi un'emozione molto molto grande. Non è da poco gustare tutti questi club. Giustamente papille gustative particolari, addestrate appositamente per gustare i club. Allora, ci siamo presentati nella spiaggia di Jesolo con 52 giudici sensoriali, addestrati dal dottor Mario Pegoraro, bilaurea in enogastronomia, dove ci ha presentato tutta una serie di indicazioni come riconoscere il miglior club sandwich di Jesolo. La prima cosa era il taglio del club sandwich, i colori, la tostatura e poi a fondo, questo in un secondo momento, degustarlo e a capire cosa c'era all'interno. Viva tutti quelli che hanno partecipato a questa manifestazione, perché forza anche a loro, Jesolo continuerà e proseguirà nel suo viaggio che è molto molto lungimirante. Da qui parte un po' la storia dei club, ma non si ferma, perché nel futuro del concorso dei club sandwich ci sono delle altre novità oltre a Jesolo. Assolutamente ci sono delle altre novità perché noi già quest'anno dovevamo essere a Lussemburgo, la comunità italiana ci stava aspettando, problemi purtroppo del Covid ci hanno bloccato nel nostro territorio. Però ci stanno aspettando e come ci danno il via noi siamo su a Lussemburgo. Grazie Gianfranco Moro. Grazie a te.